Siamo a Mestre in piazza Ferretto, dove sta prendendo vita l'iniziativa Dimmi cosa scegli, ti dirò come decidi, iniziativa inserita all'interno della settimana della comunicazione psicologica. La scelta dell'abito è emblematica perché i meccanismi che mettiamo in gioco quando scegliamo un abito, che è una scelta anche personale, che ha a che fare con l'immagine di sé, col proprio corpo, rispecchia perfettamente i meccanismi di scelta che mettiamo in atto nella vita quotidiana. La Suite, Tentazioni, Wicca, Zero, questi negozi che si sono aperti alla presenza di uno psicologo durante la mattinata. Che lo psicologo può uscire dal proprio studio ed è importante che la gente cominci a capire che non è solo per il disturbo grave, ma in ogni situazione della vita può essere importante riflettere su se stesso. In questo negozio diciamo che le persone arrivano perché sono già fidelizzate e hanno già un certo tipo di scelta, una strategia di scelta che è quella del consiglio. Diciamo, noi siamo aperti a questa iniziativa più che altro perché siamo aperti completamente a tutte le cose nuove, alla forma anche di espressione del corpo, anche delle scelte stesse, fa sì che un negozio sia anche un ambiente quasi familiare, confortevole, di entrare serenamente, e qualsiasi scelta delle volte è anche un mettersi in gioco, capire come scegliere, perché scegliamo certe cose, certi determinati abiti, certi colori in certi momenti magari della nostra esistenza di donna. Grande la soddisfazione tra gli organizzatori, in particolare per la curiosità suscitata nei confronti della psicologia. Per questo motivo, l'Ordine ha deciso insieme agli organizzatori di promuovere anche in futuro iniziative di questo tipo.